E siamo arrivati alla quarta corsa, il premio Former, dotazione di 4.620 euro, per una corsa condizionata ippica nazionale, europei di 4 anni, che vincono da 1.000 a 6.000 euro in carriera. Sono in 10 i concorrenti partecipanti a questa quarta corsa e le andiamo a vedere nel dettaglio. Col numero 1 è Greta Spritz con Andrea Farolfi, col 2 Geo Dessaral Luca Farolfi, il 3 Giusvalla Filippo Monti, 4 Giglio Jet con Manuel Pistone, con il 5 Gladiatore Riscio appoggiatissimo al gioco sotto la pari con Antonio Di Nardo e con il numero 6 Gelosia d'amore con Antonio Greppi. In seconda fila abbiamo con il numero 7 Alvaro Bie, cavallo di origine tedesca con Roberto Vecchione, poi abbiamo Galaxy Mail con Tommaso Gambino, Guapo MD con Francesco Virzi e infine col 10 Guinness World con Andrea Vitagliano. I cavalli stanno completando dietro l'autostart, l'allineamento mi sembra assolutamente più che corretto e sono entrati nella retta delle tribune per l'avvio della corsa. È di galoppo Galaxy Mail, mentre invece parte molto forte Gelosia d'amore, che ha nelle sue corde questo tipo di azione. Gelosia d'amore prova a impegnare Giusvalla, i due se le danno e non sembra volere cedere dalla sua azione Antonio Greppi, poi probabilmente viene a più miti consigli e quindi dopo 200 metri in 13,9 si accoda, parcheggia in seconda posizione davanti a Greta Spritz, che ha preso Numero 9, un Guapo avvio MD, davanti al numero 7 di squalificato. Alvaro Bie, che è in quarta posizione dalla corda. Arriviamo ai 400 metri, direi in rallentamento, 15,1, quindi un 29 complessivo, e Filippo Monti è dove voleva e doveva essere per giocarsi al meglio le proprie possibilità, quindi davanti a tutti Giusvalla, dietro di lei abbiamo Gelosia d'amore e poi adesso è Greta Spritz che a metà della seconda piegata muove per le Numero corsie 8, esterne. Galaxy 600 Mail, metri squalificato. in 45, parziale di 16 per la curva e Giusvalla ovviamente gradua, dietro di lei Gelosia d'amore, ha preso la via della destra Greta Spritz e dietro di lei si è subito messa Giglio Jet, mentre ora avanza dopo il passaggio alle tribune in un minuto, in terza ruota muove Antonio Di Nardo con Gladiatore Riscio, il cavallo più appoggiato, che viene ovviamente osteggiato da Greta Spritz che si porta direttamente su Giusvalla. Arriviamo al chilometro in 1,15,7, ci sono praticamente 3 cavalli allineati a giocarsi la prima posizione, ma siamo nella retta delle scuderie, 3 cavalli che se ne danno a più non posso per un Giusvalla che prova a resistere, continua in terza ruota l'allievo di Antonio Di Nardo, in mezzo c'è Greta Spritz, abbiamo un 14,4 per la retta delle scuderie, tanta roba per arrivare comunque ancora in spinta per Giusvalla in curva. Il richiamano i loro allievi invece sia Andrea Farolfi che Antonio Di Nardo. Giusvalla si presenta prima in retta 15,1, il rallentamento per la curva, Giusvalla prova a difenderci, arriva fortissimo da dietro Alvaro Bie, Roberto Vecchione giustiziano quello che è stato il leader della corsa, il numero 3 che vince, che non riesce a difendere la sua prima posizione, quindi vittoria netta e quasi imperiosa per questo che è stato lo speed finale di Alvaro Bie per la scuderia di Karim Walter Mamert, e con Roberto Vecchioni alla guida e Paolo Romanelli al training per questo maschio baio da Prodigius che si aggiudica la corsa. Seconda posizione per il numero 3 di Giusvalla, terza posizione mi sembra di aver visto il numero 6 di Gelosia d'amore, lo guardiamo a rallenti, sì, terzo e numero 6 di Gelosia d'amore, per il quarto posto c'è lavoro per la giuria per decidere tra il numero 5 di Gladiatore Riscio e il numero 1 di Greta Spritz.